l'anima sta piana, la pelle stratolta in carola. Amici di Via Vai TV Online, qui nei nostri studi oggi abbiamo una bellissima sorpresa, un grande onore, una grande artista, Patrizia Laquidara, che salutiamo e alla quale innanzitutto facciamo subito i complimenti per la vittoria meritatissima della Targa Tenco 2011 per il suo ultimo album, Il canto dell'Anguana. Allora Patrizia, innanzitutto grazie di essere qui con noi. Grazie a te. E ricordiamo in brevissimo che cos'è il Club Tenco e di cosa si tratta questo premio così importante. Tu l'hai vinto con il tuo Canto dell'Anguana, un album scritto in lingua veneta. Dici un po' la tua impressione per la vittoria di questo premio, se sei felice come immagino tu lo sia, e quali sono proprio le tue valutazioni e considerazioni. Credo che il premio Tenco sia iniziato nel 74, no? Perciò è un premio che dura da tantissimi anni. Sì. E in Italia forse è il premio più importante, a parte il Festival di Sanremo che è molto più conosciuto, ma il premio Tenco si occupa, come hai detto tu, soprattutto di canzone d'autore, di canzone di qualità, per cui abbiamo visto passare dal Club Tenco De André, Bennato, cioè tutti i più grandi autori, per cui per me esserci dentro è una cosa stupenda. E già con il mio album precedente, Funambola, ero entrata nella cinquina, per cui quell'anno, nel 2006, mi avevano invitato come ospite ad essere presente e mi ricordo che feci una canzone dedicata a Bruno Lauzi, perché quell'anno il Club Tenco il festival del premio Tenco era dedicato a Bruno Lauzi. E fu un'esperienza molto bella perché c'era il figlio Maurizio Lauzi che mi ascoltava. Bene, e già lì però ho notato mi piaceva molto l'atmosfera del festival, no? Perché incontri molte persone, hai la possibilità di dialogare con molti artisti, di confrontarti anche con molti giornalisti. C'è un'atmosfera molto conviviale anche, no? E perciò questo mi è piaciuto moltissimo e quest'anno partecipare e vincere con un premio come il Canto dell'Anguana, che è molto importante per me, che ho impiegato 2 anni a fare, che parla di un territorio come questo dell'Alto Vicentino, che non è mai stato portato a un festival grande, perché la lingua veneta non è mai uscita troppo da qui, no? Ecco, per me questa è stata la soddisfazione più grande e il fatto poi che è anche un album che io sento di avere veramente fatto con tante altre persone. In questo album ci sono gli Hotel Riff, c'è Ennio Sartori che ha scritto tutti i testi, c'è Alfonso Santimone, per me rappresenta davvero un lavoro di gruppo e rappresenta un'immagine di questo paesaggio dell'Alto Vicentino, per cui è davvero un orgoglio che sia lì. E soprattutto l'orgoglio è anche la grandissima soddisfazione e vedere come l'album è stato recepito e capito dai giornalisti, perché molti mi hanno scritto, molti giornalisti, facendomi capire che avevano intuito l'obiettivo che noi ci eravamo prefissati, no? Beh, scusa se ti interrompo, i giornalisti, se non vado errato, sono ben 200 che poi danno la valutazione di questi album che sono in concorso, quindi insomma è una giuria credo che tra le più ampie che si possono trovare nel panorama dei vari concorsi anche italiani, ma penso anche a livello mondiale. Sì, e poi una grande giuria di qualità. Di qualità, di alta qualità, esatto. Beh, quindi diciamo che era un po' nell'aria, perché se dal 2007 ti eri già avvicinata, ti avevano già chiamato per questo premio, però non è l'unico premio che hai vinto, vogliamo magari ricordarlo e tu correggimi se sbaglio. Hai vinto il Festival Premio Città di Recanati nel 2002, poi quello della critica al Festival di Sanremo 2003, io questo cito dal tuo sito che poi daremo, per la voce anche. Alex Baroni, a quel tempo c'era il premio Alex Baroni, c'era il premio Mia Martini e Alex Baroni. Quindi insomma... Premio Giovanni Paesiello e appunto ti hanno nominata col tuo album Funambola al premio Tenco. Quindi insomma una carriera anche riconosciuta, perché è importante anche quello, insomma va bene, si fa tanto, so che tu fai anche tanti live, che ti impegni molto dal punto di vista proprio della tua presenza in giro per i tanti luoghi dove vai a suonare, quindi questo è molto anche riconosciuto. Anche se devo dire che la cosa che
che a me è più intima, è più cara, più preziosa per me è la voce, no? Questi premi hanno riconosciuto soprattutto la parte autorale, la parte cantautorale, oltre che la voce, cioè il mio essere, diciamo un po' più la carriera, il mio essere artista in toto, mentre c'è quello che scrivo, oltre a quello che canto, no? I miei album. Ci sono invece 2 premi che per me sono stati molto importanti ed è stato il premio di musica di cantante popolare, di musica popolare, è stato bellissimo qualche anno fa da parte dell'IMAIE, consegnato al Conservatorio di Bologna, e poi quest'altro premio Trofeo in Sound di 2 settimane fa, una settimana fa, sì, per la categoria voce. Sì. E lì ero accompagnata da altre 2 ottime artiste, sì. Tra cui anche Petra Magoni, Deborah Petrina, se non sbaglio. Sì. Per cui è stato molto bello essere riconosciuta per questa cosa, perché poi alla fine è la voce la cosa che io amo di più, no? Non faccio molta differenza, non amo di più lo scrivere, l'essere cantautrice piuttosto che l'essere interprete, anzi a volte mi piace quasi di più essere interprete, perché mi sento molto più libera quando devo interpretare i pezzi scritti da altri, no? Posso inventarmi di più, perché per me il lavoro della cantante è proprio questo, non tanto creare ma inventare dei mondi, per cui ogni volta che canto io cerco di inventarmi dei mondi, no? E quando le storie non le scrivo io ma vengono scritte da altre, posso inventarmi molte più cose perché non so da dove vengono, sì. e ogni volta sono diverse, per cui avere dei riconoscimenti anche per quanto riguarda solo la voce per me è una cosa bellissima, perché è la voce quella a cui io dedico più tempo. Uomo dal cavallo bianco, piglia la tita tata, che la tita tela, la semma de morte, la sea la fontana, a farla liscia strisar la lana. Cosa rappresenta per te la forma dialettale, ma non solo veneta, in quello che è poi tutta la varietà dei nostri dialetti italiani? Interpretando, facendo da tanto tempo musica popolare, puoi capire come per me il dialetto sia essenziale nel cantare questo tipo di musica. E penso anche che il dialetto sia una lingua che si può mutare, che può cambiare, che può trasformarsi nel tempo, ed è giusto che sia così. L'ottimo lavoro che ha fatto Ennio Sartori in questo CD è proprio questo, di trovare una lingua che è non solo dolce ma che è anche molto potente, ha una capacità evocativa fortissima. Ma è una lingua che lui lui utilizza un dialetto alto vicentino, perché si parla proprio di dialetto alto vicentino più che veneto, utilizza delle parole arcaiche, ma è inventato e anche appreso da cose molto più recenti. Per esempio, non so, c'è un brano dove molte parole sono state riprese dal libro di Urmalo di Luigi Meneghello. Insomma, è un dialetto, è una lingua che muta, appunto, e che cambia, no? Ed è un po' tutto questo poi il concetto del disco. Cioè, parlare di un'identità che non è immobile, che non è fissa, ma che si mischia con altre identità e che muta anche, no? E questo per me era un concetto molto molto importante da far passare, che abbiamo cercato di far passare anche tramite le musiche, perché anche con la musica abbiamo cercato di far incontrare molte culture popolari diverse, proprio per dare questo messaggio. E secondo me ancora è molto importante anche questo, il fatto che io canto un territorio, una terra che non è la mia terra natale, ma è la mia terra di adozione. È come per me fare un omaggio a questa terra, no? E vederla un po' da fuori, un po' da dentro. È chiaro che abitandoci da moltissimo tempo questa terra, questa lingua, e le persone, il paesaggio mi sono entrate sotto pelle ed è quello che io sento di più, però non è la mia lingua, non è la mia terra appunto natale, ed è bellissimo per me pensare di aver potuto cantare una terra anche se non ci sono nata, no?
Perché anche questo parla di incroci e parla di mescolanze che in questo mondo è necessario ormai fare e accettare. Tu vieni dalla Sicilia, dove la canzone popolare e anche autorale, ma ricordiamo anche, non so, anche la canzone di Piedigrotta, la Taranta della Puglia, eccetera, sono molto sentite e sono proprio terre dove questo tipo di musica è una musica molto potente. Il nostro Veneto invece vede più il canto magari corale della montagna, e secondo me ha sempre avuto un po' di pudore nel mostrarsi con la canzone d'autore, come appunto in altre parti d'Italia. E tu mi hai un po' anticipato, perché volevo capire come hai metabolizzato questa tua conoscenza sicuramente della canzone popolare del sud con la nostra canzone del nord, che comunque è sempre un pochino anche contenuta, dove anche il coro è sempre un coro però sempre molto compassato. Non so, tu ti immagini magari il coro degli alpini, questi alpini tutti belli in ordine che cantano, mentre nel sud c'è questa apertura e questa anche espressione del sentimento molto più forte rispetto magari a quello che abbiamo noi qua. Beh, però ti dirò, io non sono completamente d'accordo con questo, perché quando ho cominciato a fare un po' di ricerca sulla musica popolare veneta, ho cominciato, soprattutto quella veneziana, ho trovato del materiale veramente bello, del materiale anche prezioso. L'ultimo canto del CD si chiama Il canto dei battipali, che è un canto di lavoro veneziano. E c'è molta forza in questo canto, e io infatti ho voluto che cantassero soprattutto gli uomini, cioè gli Hotel Riff. Ho invitato Puccio Castrogiovanni, che è un cantante, anzi un polistrumentista che fa parte dei Lautari, un gruppo di musica popolare siciliana, e ho voluto che fosse lui la voce principale. Poi io mi sono un po' accodata, perché è un canto di lavoro molto molto potente anche nella voce, no? Si sente questa forza, per cui la musica popolare veneta, veneziana, non è solo quella cosa lì, ha anche una certa potenza che tu sei riuscita a scoprire, insomma. Sì, e poi ci sono dei canti che sono veramente preziosi per come sono stati fatti. Però per me era molto più importante con questo lavoro creare delle cose nuove, partire da una musica popolare, partire da melodie che possono ricordare la musica popolare, antica anche, però creare qualcosa di nuovo. E in questo lavoro è stato molto importante affiancarmi con un musicista come Alfonso Santimone, con cui abbiamo fatto tutte le composizioni, perché a parte 2 brani degli Hotel Riff, tutte le composizioni sono state o mie o di Alfonso o insieme, no? Ed è stato molto bello comporre insieme, ed era chiaro questo obiettivo per noi, intanto di sfruttare la voce nei suoi estremi, no? Nella parte bassa, nella parte alta, per cui io mi ritrovo in un brano a sussurrare, in un altro brano a gridare, come quasi richiamando a volte delle voci bulgare, per esempio, no? Oppure delle voci balcaniche. In un altro brano abbiamo ripreso una taranta. Anche in questo abbiamo cercato di mescolare, poi naturalmente richiamando sempre anche comunque un'atmosfera, una canzone popolare veneta, un'atmosfera così, no? Però anche lì abbiamo richiamato, ma anche perché io volevo che ci fossero queste 2 identità, la mia identità veneta e quella siciliana, per cui anche da una parte ho chiamato le canterine del Feo, che sono queste donne straordinarie, esatto, del Feo, ma dall'altra parte ho chiamato Alfio Antico, Puccio Castrogiovanni, cioè il Veneto, la Sicilia, il nord e il sud. Una cosa molto bella. E appunto, a proposito delle canterine del Feo, come ti sei trovata a lavorare con loro, che comunque sembrano, cioè ricordiamoli, insomma, per chi non ha visto magari i tuoi concerti, sono queste signore tra i 70 e gli 80 anni che, pur vivendo al Feo a Monte di Malo, riescono a cantare il mondo, no? dal loro piccolo territorio. Come ti sei trovata con loro? Come sono poi anche nella registrazione poi del tuo album? Benissimo. Benissimo, conoscere loro per me è stato un regalo enorme. Nelide, che è il batterista che ha suonato questo album, dice che loro sono il nostro antidepressivo naturale. Veramente pochissime volte nella vita, ma forse mai come loro, ho visto tanta gioia così nel cantare. E loro sono un documento alla fine, sono un documento storico vivente. Hanno avuto una grandissima disponibilità nei miei confronti, sono arrivata in studio, hanno fatto tutto
in maniera semplice, facile, perché loro sono delle grandi cantanti. Io dico che quando faccio i concerti e loro sono venuti come ospiti, soprattutto qua nei dintorni, e vorrei tanto portarli al Penco, sono loro le vere star. Quando salgono sul palco loro sono delle star proprio. E poi hanno queste voci straordinarie che richiamano appunto le voci bulgare, ma soprattutto hanno un repertorio di musica popolare che parla di questo territorio e che potrebbe anche venire dimenticata se non si faranno poi delle registrazioni sul loro repertorio. Infatti una cosa che mi ripropongo e che voglio assolutamente fare è quello di registrare i canti che loro stanno facendo, che poi sono canti popolari perché scandiscono la vita di ogni giorno, per cui c'è il canto di lavoro, c'è il canto della ninna nanna. Volevo anche chiederti questo. Ho letto proprio dal tuo sito che tu dichiari di essere soddisfatta ed orgogliosa perché hai completato questo album con caparbietà e tenacia, e dice appunto che sei riuscita a dare voce a questa figura così controversa, così fatata e inquietante, creatura ai limiti, mito delle acque, terrificante seduttrice, l'Anguana. Ecco, allora io ti chiedo quanto ti sei sentita ispirata da questa figura, se c'è stata un'identificazione, so che anche durante i tuoi concerti ti paragonano a questa figura un po' misteriosa, no? Dicono ma la Patrizia Laquidara l'Anguana ha portato fortuna, insomma quanto sei vicina e quanto sei lontana da questa figura così mitologica? Beh, io penso che ci sia un po' di Anguana in tutte noi e bisognerebbe che ci fosse un po' di Anguana in tutte noi, in tutte le donne, però è anche vero che la leggenda delle Anguane ci insegna soprattutto a rispettare una certa distanza, no? Con le altre persone, perché la leggenda parla, lo dico in maniera molto semplice e molto veloce, no? Parla di questa figura che appunto è mezza umana ma mezza anche animale, che si può sposare, che può stare tutta la vita accanto a un uomo, però chiede a questo uomo di rispettare un suo segreto e va a cantare lungo i corsi d'acqua, va a lissare la lana e lì subisce la sua metamorfosi, cioè lì riprende la sua natura animale. Questo l'uomo non lo può venire a sapere, ma succede sempre nelle leggende che poi a un certo punto l'uomo, vinto dalla curiosità, la insegue e rimane sconvolto da questa metamorfosi che vede nella sua donna, e lì succede la catastrofe perché l'Anguana se ne accorge e fugge per sempre. Per cui tutto il tema dell'album era anche questo, no? Cioè, dire che una giusta distanza è necessaria affinché possano essere coltivati l'amore ma anche l'arte. Ci insegna a non impossessarci del tutto, no? Di una cosa ma anche di un ambiente, anche di una persona. Questo lavoro del canto dell'Anguana, questo album è stato anche molto faticoso perché c'erano sempre piccoli problemini, piccoli dispetti che venivano fuori. Sì. E a un certo punto io veramente dicevo ma forse devo abbandonare quest'opera, non ce la faccio più, ma cosa succede? In questa cosa mi ha aiutato molto Ennio, perché a un certo punto mi ha detto Patrizia, devi osservare questa figura con la giusta distanza. Allora io lì ho capito che non dovevo essere io a impersonificare la figura, ma dovevo essere io a rendere omaggio. Cioè quando io faccio il concerto è come se rendessi omaggio a questa figura che magari esiste anche, perché no? Credo che non ci sia niente di impossibile nella vita, no? Per cui c'è questa dimensione, ma poi ce ne possono essere anche tante altre. Magari l'Anguana vive veramente vicino a noi in un'altra dimensione. Ci credo anche, no? Infatti io ho tutta una serie di riti sempre nella mia vita, prima ne abbiamo parlato, sono una persona che crede molto nei riti e anche con lei l'ho fatto. A un certo punto mi sono fermato e ho detto bene,
ok, scusami, non dovevo essere io a fare la tua parte, ma dovevo solo cantarti e renderti omaggio. Tutto è andato benissimo e infatti stanno ritornando tantissimi doni da Languana adesso. Che bello, e anche dalla fatica che abbiamo fatto tutti noi a dire la verità. Immagino, perché insomma è un lavoro molto, molto interessante e comunque complesso. E la Ninna Nanna è diventata anche colonna sonora di un film. E ci vuoi dire qualcosa a questo proposito? Sì, è diventata colonna sonora di un film che si chiama Ritual e che è stato girato quest'estate. I registi sono Luca Immesi e Giulia Brazzale. È un film che parla di un atto psicomagico. Io partecipo a questo film anche come attrice. In quel caso impersonifico Languana, ma penso che mi perdoni, insomma, che mi abbia già perdonato. Sì, sì. Ed è stata una bellissima esperienza ritrovarsi dietro le telecamere come attrice. Penso che la ripeterò, mi piace molto questo percorso. Ho lasciato aperto la strada, insomma, per questo, perché da molto tempo volevo fare l'attrice e lì ho avuto la conferma che posso farlo. E niente, è la canzone La Ninna Nanna, che si chiama Dormi Putina, appunto, è stata scelta come colonna sonora. Dobbiamo ancora capire se seguirò la colonna sonora anche per altre cose, non solo con una canzone ma anche in tutta la stesura del film. Adesso dobbiamo appunto capire questa cosa, capire anche la disponibilità dei tempi, anche i miei. Però è stata una bellissima esperienza e soprattutto mi ha fatto conoscere anche un po', non so, nel film c'è Cosimo Cinieri, c'è Ivan Franek, c'è Desiree Giorgetti e poi c'è stata questa grande sorpresa di Alejandro Jodorowsky, che è sempre stato una figura a cui ho guardato con molta ammirazione, ho sempre letto tanto di lui, ho visto i suoi film. E mi è successo quest'estate di ritrovarmelo lì e ritrovarmi con il re del tarocco, con il re della psicomagia, della psicogenealogia, certo. Con un genio poi alla fine. Volevo capire come vedevi la figura adesso della donna, se siamo valorizzate abbastanza, se siamo più trattate come quelle che stendono i panni o se siamo più come quelle che potrebbero incantare il viandante di notte al suo passaggio. Quello che ci arriva dall'esterno è veramente misero e miserabile, no? Basta guardare la nostra politica e come veniamo trattate lì, ma soprattutto come ci facciamo trattare. È orrendo, è inquietante anche pensare che sia una donna a dire io sono bella, la mia bellezza vale, per cui una racchia se ne deve stare a casa, no? Quello che ha detto questa signora che è passato poi nel web. Questo è orribile, per cui credo che siamo soprattutto noi come donne a dover fare un percorso poi interno, intimo e capire cosa resta di noi, cosa vogliamo ritirare fuori, no? Perché è bello lavare i panni, ma poi è bello anche... mi piace stare a casa e fare anche quella figura. Mi riconosco come donna in quella figura che cura la casa. Mi riconosco anche però in questa donna che canta e che può affascinare, ma soprattutto mi riconosco con una dignità, no? E non proprio come un oggetto. Per cui credo che sia mio compito far passare questa cosa, far capire all'altra persona che non lo sono un oggetto, che non ho nessuna intenzione di esserlo, non mi interessa esserlo. Per cui sì, in questo senso anche la figura dell'Anguana ci può insegnare. Mi piace il fatto che l'Anguana sia anche una figura molto misteriosa, che mantenga un segreto in sé, che ci sia solidarietà con altre donne, perché l'Anguana quando va fuori a cantare lo fa sempre con altre donne, come fanno le canterine, lo fa sempre in compagnia, non è mai... è una figura solitaria, però riesce anche a instaurare questa
questo senso di compagnia e di solidarietà con altre donne, che per me è importantissimo, per esempio, e che si fa tanta difficoltà, no? A fare questo. Ringrazio davvero Patrizia di essere stata la nostra ospite e ricordiamo il tuo sito web, appunto, sul quale si può trovare tutto, anche delle brevi anticipazioni dei tuoi pezzi, patrizialaquidara.it, giusto? Sì, anche se adesso patrizialaquidara.it è il sito, e poi c'è Facebook che è un mezzo di comunicazione ormai che è indispensabile, quindi ti si trova anche alla tua pagina, avere una fanpage, immagino, quindi basta cliccare su mi piace, e veramente tanti auguri di un successo che dovrà continuare sicuramente negli anni, e quindi aspetteremo magari il tuo prossimo lavoro, che è già in cantiere, non ancora, ecco. Quindi stiamo qui in attesa e ci rincontreremo. Quindi, grazie. Grazie.